e benvenuti a questo appuntamento con Trieste in diretta che praticamente inizia da dove è finito ieri, nel senso che non è che siamo rimasti qua con una branda in studio. Tu sì? Io sì. Ah, ho capito. No, a me non hanno dato ancora la branda. Comunque grazie a Giorgio Dendi di essere tornato dopo la puntata di ieri. Perché a te piace tormentarmi. E che ieri sera nei saluti finali hai detto ci vediamo domani e io ho preso alla lettera il tuo messaggio e sono tornato anche oggi. Tra l'altro volevo giusto ricordare una cosa, perché insomma oggi si celebrano i 70 anni della RAI e noi, insomma, quantomeno la mia generazione ti ricorda concorrente di un quiz di Mike Bongiorno, credo in Rai, penso fosse... No, da Mike Bongiorno ero a Canale 5, il primo programma di Canale 5. Super Flash allora. Super Flash. Ah, ti pensavo a Flash, per dire la Lui verità. aveva finito, cosa mi hanno messo? Artista, anche stavolta, perfetto, benissimo. E lui aveva appena finito Flash alla Rai, è passato a Canale 5, andato a Canale Super vabbè, Flash. insomma, sì, avevo già fatto altri programmi con la Rai, avevo fatto 7,5, il primo programma del pre-serale con la Rai, 15 puntate. Ormai che ho fatto la strada... Cos'era il 7,5? Che non me lo ricordo. Era presentato prima da Vianello, poi da Lippi, si sono alternati. E però 70 anni di televisione, dici? Sì. Perché vedo qui alle mie spalle la prima diapositiva che ho portato. Ecco, vedi, questo è l'estratto conto mio dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, poche righe. Però io nell'80 c'ero già a Tele 4. Tu eri ancora un bambinetto in fasce. Sì, insomma. Ecco, penso, adesso non voglio fare polemiche o gare, però penso di essere uno dei più anzianotti. Sì, quantomeno. Non sono dipendente, ovviamente, però vedi, reti televisive, Endemol, insomma, piccole cose. Sì, le cose. Però già nell'80, già nell'80. Mamma mia. E con Marco Lucchetta il pinguino facevamo. Sì, quella c'era Mattarelli che faceva gli sketch, Enzo Angiolini che il regista, l'architetto Angiolini, sì. E Marco che presentava. E tu facevi? E io preparavo dei testi per Marco, le domande che dopo alle quali si rispondeva da casa. Così domande un po' vizzose, diciamo noi. Ecco, voi da casa appena Oddio, guardavate... Questo cos'è? Cominciamo. Scusa. Allora, prego. Continuiamo, come hai detto tu, da dove abbiamo lasciato ieri. Ieri sera ho proposto un paio di quiz del Mensa, dei test che ci proponiamo tra noi nelle gare annuali. Però poi uscendo mi hai detto, abbiamo parlato un attimo, mi hai detto che anche i quiz bisogna stare attenti perché qualche volta le risposte sono esatte ma non combaciano con quelle, ci possono essere delle volute da chi ha proposto. Parlando, scusa, tra l'altro anche di quiz eccetera, c'era un quiz con Raimondo Vianello su Canale 5, questo, che si chiamava Zig-Zag, dove alla fine c'era già il gioco delle definizioni eccetera, e una volta un concorrente ha motivato la risposta che non era quella prevista, diciamo così, dagli organizzatori eccetera, e gli hanno comunque dato il premio perché era riuscito a motivare. Sì, certo, però Zig-Zag era la continuazione del 7,5 che era stato fatto alla Rai. Era molto divertente come quiz, Zig-Zag. Sì, anch'io mi sono divertito, hanno cambiato qualcosa, gli autori erano gli stessi che dopo sono passati a Canale 5. Ho capito. E Vianello stesso era uno degli autori. Non so, questo non mi ricordavo. Allora, ecco, adesso già mi viene male perché vedo che... Allora, questo problema te lo propongo proprio per questo motivo, perché parecchie persone hanno fornito una risposta diversa da quella voluta. Adesso risolveremo soft anche per gli amici da casa, ecco, non diventeremo matti. Allora, leggiamo insieme. Martina ha pianificato un giro in bicicletta in modo che esattamente a metà tragitto ci sia una trattoria dove far sosta. Parte e dopo 30 chilometri le manca un quarto della strada per arrivare alla trattoria. Qual è la lunghezza dei chilometri del percorso? Adesso questo problema è uno dei test
per l'esame di ammissione a medicina di quest'anno, cioè del 2023. Sì, quello di cui discutevamo anche ieri proprio. Su quale parlavamo ieri. Allora, non so se proprio avevi in mente questo problema o forse avevi semplicemente letto un altro, ma insomma che riguardava più erano delle parole. Io ho cercato un po', mi sono documentato e ho visto che su questo c'erano dei malumori. E anche su questo? Sì. Allora lo risolviamo insieme perché non sia pesante. Allora ha fatto 30 km e le manca un quarto. Vuol dire che ha fatto 3/4 del percorso, se le manca un quarto. Sì. Vuol dire che 30 km sono 3/4. E allora quant'è tutto il percorso? 40 km. 40 km. Se 30 km sono i 3/4, i 4/4 sono 40, basta aggiungere uno 0. Quindi il percorso da casa sua alla trattoria è di 40 km. Però a metà tragitto c'è questa trattoria. Qual è la lunghezza del percorso? Il percorso è di 40 km fatto 2 volte per un totale di 80. Allora capisci che qua c'è il dubbio. Perché potrebbe andare bene 40 come potrebbe andare bene 80, perché ti dice qual è la lunghezza del percorso, non quanti chilometri percorre. Lei ha percorso 2 volte il percorso. Però anche qua che risposta davano? Non l'ho trovata. Non l'ho trovata. Ho sentito sotto dei commenti, ho visto un elenco di domande sulle quali c'era qualche dubbio. Alcune erano matematiche, altre erano di altri tipi, per cui non sapevo commentare. Può essere letta in due... in due maniere. Allora guarda, questo io cerco di dire qua, qualche volta spero non sia mai pesante questa cosa, cerco di farla in modo leggero, queste cose che presento, ma proprio per dire che noi utenti, in questo caso del concorso, non sbirciare il prossimo, guarda qua, noi utenti dobbiamo stare attenti, chi vuole fare il test d'ammissione a medicina per esempio deve stare attento e conoscere questi quiz, ma soprattutto chi li propone deve stare sempre attento. È come la moglie di Cesare, insomma, deve essere al di sopra di ogni... certo, ogni volta che uno stampa qualcosa, un giornalista che dà le notizie, deve essere sicuro che non venga contestato. Adesso non volevo per farti osservazione, ma siccome ti vedo bello presente, ti ho seguito anche oggi al telegiornale dell'Una, insomma, se sono a casa ti ascolto e vedo e volevo proprio elogiarti perché stai attento a tutte le cose che dici con i vari ospiti. Però tutti nel nostro lavoro dobbiamo stare un po' attenti, questo dico, perché non si sa mai cosa succede. E questo era un altro dei quiz che ti avevo proposto ieri, anche questo era venuto fuori, me l'avevi detto qua in corridoio, che c'erano delle parole, adesso non continuo la frase perché dovremmo risolvere, questi nomi di persona hanno una caratteristica, uno però fa eccezione, qual è l'estraneo? Guido, Marco, Fausto, Salvo, Orlando. Allora, potrei essere tentato a dire Guido, Marco e Salvo sono anche dei verbi in prima persona singolare, no? Io guido, io Marco, nel senso Marco la differenza è io salvo un coso. Fausto non riesco a inquadrarlo. Orlando, se parliamo dal punto... No, non c'entra niente perché non è nemmeno un gerundio, benché qualcuno potrebbe... Orlo, orlare. Voce del verbo orlare, gerundio presente. Gerundio di Orlando. Di orlare. Del verbo orlare. E quindi la risposta voluta era? Potrebbe essere Fausto a questo punto, che non c'entra niente con... non è voce verbale, oltre a essere nome, non è voce verbale. Però si potrebbe dire anche Fausto perché è l'unico che non ha un numero dispari di lettere. Ne ha 6, gli altri ne hanno 5 e 7. Sì. Però si potrebbe dire anche Guido perché è l'unico che non contiene neanche una A. Vedi, io ti ho cercato questo per rispondere alla tua domanda. No, e anche così gli amici da casa, se devono sostenere qualche test, se sono dei giovani... Questo è sempre del test di medicina, no? No, questo era quello del Mensa che facciamo noi, Mensa. Della gara, dell'ultima gara, così. Ecco, questo volevo dire, che però qual è il più forte, la motivazione più forte? Quella dei verbi. Quella dei verbi, sì. È più evidente. È più evidente che è quella.
e per cui quella noi siamo sicuri e possiamo, io avevo dato quella risposta anche perché ero concorrente, avevo dato quella risposta e mi è stata data esatta, quindi era quella. Io mi ricordo di Guido come verbo anche, sì. perché c'era credo uno sketch, se non mi sbaglio, con Carlo D'Apporto, Tipo quei Guido la Vespa, come si quelle chiama? cose là. E questo qua non riusciva a passare l'esame di guida, no? E si chiama Guido. E si chiamava Guido. Allora, per questo, eccoci. Allora, basta cambiare diapositiva e lui tronca la frase a metà e su un avverbio e non conclude, va bene. Allora andiamo avanti. Queste figure hanno una caratteristica in comune, ma una fa eccezione, come prima. Qual è l'estranea? Allora, qua allora Io guardo l'orologio, ti cronometro, quanto tempo ci stai? No, qua sono allora, dunque, posso dire alla regia di mostrare a casa, non so se... Ecco, grazie. Guarda, ma no, non c'entra molto perché, per esempio, la A, la C e la E sembrano, se uno le guarda come sommesse, uno potrebbe intravedervi la lettera F, la lettera C e la lettera E, ma non credo che vedere una lettera. Che la E sì, questo. Effettivamente la C e la E ma però sono i tre che molto. Non soddisfano questa cosa. No, qua proprio... La C e la D tagliano, ci sono quei segmenti che dividono in due parti esattamente uguali. Ok. Però sono due sempre. Ma mi verrebbe anche... La E no? No, la E no. No. Se la tagli in orizzontale e poi chiudi a libro, si sormontano. Se fai un taglio a metà orizzontalmente, la parte di sopra risulta lo specchio. Qua proprio non... Beh, guarda, risulta tutto più facile se tu disegni questa cosa, questi schemi, su dei fogli quadrettati 4x4, perché vedrai che una figura occupa 8 caselle e l'altra anche 8. Okay. E in una, la A, una figura, una delle due parti occupa 7 caselle, quella a sinistra, e quella a destra 9 caselle. Ho capito. Per cui la A non va bene perché non è divisa in due parti della stessa ampiezza. Lo capito. Va bene? Ho capito. Questo era più così da lavorarci un po'. Però ecco, questi che si lascia per ultimi. Nel senso che ci torno dopo. Però dico che queste cose sono utili, questi problemini, così per divertirci fino a che ci divertiamo. Poi... Però forse un po' di astuzia, di essere vispi nella nostra vita può servire. Adesso se abbiamo la prossima immagine, adesso io le ho messe tutte, non ricordo perfettamente l'ordine, vediamo questo. Oddio. Questa è una fotografia che ho fatto tempo fa, quando sono venuto quest'estate, sono venuto da voi e mi sono fermato per fare questa foto. Vedi una macchina della quale ho nascosto la targa, perché non è bello. E poi anche perché è in divieto. Ma guarda dove è messa a divieto. Cioè c'è tutta la fermata, qua siamo a San Giacomo, riconosci? Sì. C'è tutta la fermata bella lunga perché ci sono le corriere doppie. È messa proprio a metà praticamente. In modo da dare il massimo di fastidio. Sì. E la persona era dentro, adesso non so se stava facendo. Forse telefonava. Ecco, vedi, tutti questi comportamenti, un po' forse io esagero nel dire che ci vuole uno spirito matematico così, però possono far risparmiare tempo e quindi soldi al prossimo. Perché se la corriera riesce a parcheggiare bene, tutti quelli che sono in fila possono passare avanti, ovviamente. Certo, la corriera può venire sorpassata. Abbiamo parlato di però questo. questa foto non te l'avevo mostrata. No, ecco, io sono insofferente, io sono sia pedone, sia motociclista, sia automobilista, per cui non patteggio né per uno né per l'altro, però se noi rispettiamo le regole, questa è proprio messa... e qualche volta lasciamo passare uno, c'è qualche volta uno che deve passare, quindi non verrà davanti di me, solo attraversare la strada uno con la macchina che viene in senso contrario e dietro c'è la fila. Sì, anche perché questo poi deve andare comunque... Sì, non è... Sì. E pensa, io vedo tante volte su internet, no? C'è qualche automobilista che ha lasciato la macchina e il tram dietro e poi tutta Milano dietro. Ecco, magari se uno ha questo occhio, magari si accorge di queste cose, questa cosa posso accorgermi solo io, a te non dirà niente, però guarda, ho trovato questa targa a Arezzo, mi sembra, Sì.
Ci sono le lettere al contrario, ci sono le lettere del mio cognome, Dendi. D-E-N-D. E anche la I. Che vuole essere però. Bisogna essere malati per No, amor del bisogna cielo. andare proprio a... No, ma così, ecco, vedi, adesso tu ti diverti per questo. Però se uno comincia a osservare quella cosa, a osservare quell'altra, osserverà delle cose che fanno ridere. Indovina dove sono andato a guardare io, cosa sono andato a guardare io. E i numeri, tu hai fatto già dei calcoli. È con i divisibile numeri, hai per provato? 3. Sì, certo. È divisibile anche per 6. Queste le ho trovate a Trento, in una piazza, c'era una manifestazione. Cosa hanno di curioso? Beh, sono tutte e due dell'esercito, quindi sì, no, è la 271 542, il doppio. il doppio. Sì, pensa tu la probabilità che due macchine dell'esercito Sì. abbiano e che abbiano le lettere uguali quelle che di parcheggino H, vicino e che anche, tra parcheggino l'altro, vicino in modo che io possa fotografare e che passi qualcuno che si accorga. magari anche la stessa macchina. Sì, erano Quello uguali, un po'. erano furgoni Ah. uguali. Adesso Oddio. ti presento un'altra cosa. Poi. Questa cosa era, si chiamava MAD, era presentata in America. Era un giornale, no? Sì, Satirico. sì, del Come no? 1900. Ah, bene, Conosco. Del 1964 in avanti. Adesso non so se esista più. Credo che era anche ben politicizzato. Sì, nel sì, senso sì, che sì. Adesso io non so in America bene definire l'appartenenza a un gruppo o l'altro. Beh, ma è differente. sicuramente poteva essere di sinistra per certi aspetti. Ma io te lo presento semplicemente come curiosità enigmistica e non solo. Allora, vuoi tradurre tu come vai con l'inglese? Allora, il governo degli Stati Uniti, allora, la politica del governo degli Stati Uniti nei confronti degli indiani è sempre stata mainly, come dire, orientata male, mettiamola così. Inosservanti. Undeserved savage army attacks brought palms out to surrender. Dunque, qua è un po'... allora, molti inosservatezze. Undeserved no, undeserved credo significhi del tutto immeritati, non necessari, insomma, molti attacchi selvaggi non necessari fatti con le armi hanno portato ad alzare le mani per arrendersi, come le guerre sono sempre state alla base di trattati calcolati per tenere gli indiani broke, quindi in soggezione, sotto controllo. Insomma, in pratica parla male dei soldati che hanno trattato male gli indiani. Ecco, adesso scusa, guardiamo l'immagine. Ho capito forse dove... Tu vedi che ci sono questi soldati che danno fuoco. Adesso non voglio politicamente fare forse commenti. Ho capito Eccoci, guarda cosa hanno fatto. Adesso, se noi guardiamo... Ci sono quelle due righe nere. Sì, ecco, perché bisogna tagliare. Allora, vedi che a destra ci sono delle siepi e quella può essere una faccia. Sì, quindi Lincoln sicuramente. No, comunque una faccia di uno che beve, che ha un sigaro. Ah, ok, sì. E il sigaro, anzi non è un sigaro perché continua qui, e la pipa. Immaginiamo di non vedere il pezzo in mezzo. Sì. Vedi che quel marrone che esce dalla bocca sì. proseguirà qui e diventa una pipa. Può diventare una pipa, sì, certo. Allo stesso modo, qui ci sono queste siepi e queste pietre, sono due facce di due che fumano. Sembra un sigaro e un qualche cosa, sì, una sigaretta, qualche cosa. E sì. qui le nuvole in alto, se osservi, possono formare dei teschi, simbolo di morte. Sì, vedo. Magari non si osserva, ma pensa sì, da qui e da qui unendoli. Se poi dopo immagino... E adesso togliamo la parte centrale, uniamo, e la prossima immagine, e vediamo cosa viene fuori. Adesso dovremmo... Eccolo qui. Ah, sì. E vedi che viene fuori proprio 3 persone che fumano, sigarette diverse, è il simbolo del teschio. E curiosità finale, anche le frasi unendo
hanno insegnato a fumare al viso pallido. Ai visi pallidi hanno insegnato a fumare. Sì. Eccoci, qua c'erano dei messaggi politici che a noi non interessano, insomma, non mi sembra il caso. Però no, Med era molto politicizzato e poi, ma era un bel giornale, per dire la verità. Lo conoscevi, mi fa piacere. Sì. Arrivava anche in Italia fino a qualche tempo fa. Ecco, io semplicemente l'ho trovato in rete. No, arrivava anche, e c'era anche, diciamo che esisteva anche una versione televisiva che si chiamava Med TV ed era un po' una sorta di antagonista del Saturday Night Live. Sì. No, era molto... Ma sapevi questo giochino di unire? Immaginavo, perché avevo visto le due... ma non lo conoscevi? No, ma immaginavo che c'era questo. Allora, eccoci. Ma torniamo a cose che sono più alla nostra portata. Da una delle ultime settimane enigmistiche, io ho chiesto il permesso loro di presentare, di ritagliare, ho preso da una delle ultime settimane enigmistiche un indovinello, perché sono così un po' di tempo che non vengo qui, non so se i nostri ascoltatori si ricordano. Gli indovinelli hanno un titolo, in questo caso Martina torna da scuola, e un testo che in realtà parla di un'altra cosa. Sembra che parli di Martina che torna da scuola, in realtà parla di un'altra cosa. Leggi questo. Allora, leggi. Quando arriva da me farfalleggiando e facendo la candida, davvero mi viene la pelle d'oca e così penso che sia fioccato, certo, un bello zero. Ha preso lo 0 a scuola. Ok. Invece i voti vanno da 1 a 10, almeno quando andavo io. Sì, anche quando andavo meglio, era molto meglio. C'è scritto nelle pagelle, i voti da 1 a 10 vanno scritti in lettere. Ti ricordi? E dovevi scrivere sex e non sei, perché sennò qualcuno mi metteva sette. Certo. Allora, dunque... C'erano gli hacker già quella volta. Allora, ci sono gli indizi per un'altra cosa che non è, in questo caso, la ragazza che torna a scuola. Sicuramente sfarfalleggiando, perché quantomeno è quello che mi fa venire più... Candida, mi viene la pelle d'oca, fioccato, farina? Qualcosa che assomiglia. Fioccato, un bello zero. La farina no, sarebbero 2 zeri. 2 zeri. Perché 0-0, non c'è la farina zero. Non so se esiste la farina zero. No, io solo 0-0. Vabbè, insomma. E quindi? Allora, facendo la candida, la pelle d'oca non andrebbe bene con farina. Qualcosa che mi porta freddo, che assomiglia alla farina perché è farinosa, può essere. Neve. La neve. Sfarfareggiando. Sì. Facendo la candida, neve, mi viene la pelle d'oca così e sia fioccato, i fiocchi di neve, bello zero. E questo era sulla settimana enigmistica, non so se l'ultima o la penultima settimana, quella che ho trovato a casa, vedi che mettono sempre a tema. Cioè nel periodo natalizio d'inverno ti mettono il rebus con disegnato il presepe, è vero anche questo. Ti fanno, è come così d'estate, fanno cose legate all'estate. Guarda che è sempre ben curata, scopro anch'io che penso di sapere già tutto, diciamo, scopro ancora particolari che me la rendono così attuale. Facciamo un altro indovinello? Sì. Qual è il secondo? Non ricordo. Allora, Serberto intanto è l'autore, è un genovese, morto tanti anni fa, grande autore. Pastica invece è il mio amico di Siena. Allora, corteggiatore grande autore di poesie, Pastica. Corteggiatore timido? Quello con la sua chiara è sempre tutto rosso. Cos'è, l'uovo? L'uovo. Sì, la chiara dell'uovo. La chiara dell'uovo è sempre rosso. Quello è facile. Ecco, vedi, Pastica è un autore di grandi poetici, molto voluminosi, di tanti versi, vince tanti premi, però qua riesce a fare anche in 2 versi, riesce a darci l'indice. Questo era un po' semplice. Era corto, per cui... Anche questo è semplice. Florio, il mio amico di Pisa, Pisanaccio, lui si chiama Florio di nome e Pisanaccio di soprannome. Allora, mia moglie i saldi, all'apertura va a rotta di collo. Ti immagini questa scena primo del... Vedi che è attuale, anche questo, perché in questi giorni... All'apertura... va sempre a rotta di collo. Immagini questa donna che corre dentro appena aprono per i saldi, però c'è qualcosa che all'apertura, quando la apri, va a rotta di collo. La bottiglia? Fuochino, perché non è che le rompi il collo alla bottiglia, ma c'è una cosa che assomiglia alla bottiglia. La lattina? No. Un po' più piccolina della bottiglia. Un po' più piccolina della bottiglia.
piccola, guarda, adesso ti mostro come grande, così, così, così. Cos'è? Una bottiglietta così, rotta di collo. Ostras, cioè, Tu non prendi medicine? i sali, Una medicina si può prendere, cosa a rotta di collo per l'apertura. sì, perché la apri, è la fiala. La fiala. Ah, All'apertura va a rotta di collo. Vedi? Sì, anche in poche parole si può fare adesso un indovinello. questa poi... Guarda, il mio amico Aurelio, Nicola Aurelio. Non è quella di ieri, la tizia di ieri. No, l'hai cercata su internet, No. Alberta Sestito. Allora, Nicola ha fatto grandi composizioni. Guarda qua, questo è un libro suo, guarda quanti indovinelli. tutto su queste... Sì. Allora, questo è il primo, Luci è il titolo. Qua bisogna indovinare, anche qui c'è una cosa che... Anche qua, per mostrarti la varietà di indovinelli dal più piccolo al più grande, vuoi leggerlo tu così prendi i tuoi tempi? Le stelle hanno una voce e spiegano l'arcano della creazione con la loro luce. Ai piedi del letto il chiarore conforta dissipando le ombre più scure. Tanti scrutano le stelle cercando un segno che li ristori da ignote incomprensioni e passi insensati. In fondo anche l'apprensione giova per andare avanti e sciogliere i nodi più duri. A questo servono le stelle. Allora, qua parla delle luci e delle stelle che ci spiegano la creazione, poi scrutano le stelle cercando un segno, qua probabilmente parla di chi fa gli oroscopi o cerca di trarre qualche auspicio. Sì. Incomprensioni. Scegliere i nodi più duri, quello è un po'... Però in realtà parla, quelli erano semplici, 2 versi prima hai trovato. In realtà parla di stelle, ma non sono le stelle che vediamo in cielo, sono altre stelle, hanno la forma di una stella, hanno una voce. E ti spiegano con la loro luce, perché ti illuminano, ma non perché fanno luce, ti illuminano. Le idee cosa sono? Dandoti delle idee, ti illuminano. Ai piedi del letto, sembra ai piedi del letto, del mio letto dove dormo, invece no, è ai piedi di una cosa le che note. leggi. Le note. Dissipando le ombre più scure, sembra le note. Però vedi, 3-10, c'è l'articolo di 3 lettere e la parola è di 10 lettere. Non avevo visto. Prima di indovinare non c'è, qui c'è. C'è una parola ben particolare, perché tu mi hai detto note, vuol dire che hai capito il senso. Intanto è gli. Perché insomma, se no sarebbe le. Ma intanto gli. Si vede a casa? Forse non si vede così piccolo? No, non si vede più tanto su. Li facciamo diventare matti. Però scusa, che note hanno delle stelle? Non sono stelle, ma cosa fanno quando c'è una nota in un libro? Gli appendici, gli asterischi. Asterischi. Metti un asterisco e dopo sono 10 lettere. Le stelle, quindi gli asterischi, hanno una voce e spiegano l'arcano della creazione di questa cosa che è stata creata. Però ai piedi del letto, ai piedi di quello che sotto quello che stai dissipando leggendo, le ombre più scure. Il chiarore conforta, perché ti chiariscono dissipando le ombre più scure. Tanti scrutano le stelle cercando un segno che li ristori dalle incomprensioni. Se non hai capito qualcosa nel testo, non so, la Divina Commedia, c'è il testo, magari ci sono dei però versi è l'ultima frase. Allora, in fondo anche l'apprensione. In fondo, perché in fondo è la pagina. L'apprensione, quando uno quindi capire, non l'apprensione per andare avanti, e sciogliere i nodi più duri. Con la tua lettura e sciogliere i nodi più duri, perché adesso ti è tutto chiaro. Ho capito. Ti capì? Un po', sì, non è male. La prossima volta verrò e ti inviterò al nostro congresso enigmistico. A questo punto. Così. Ma c'è ancora spazio per una? Se vuoi facciamo ancora una. Magari. Clima. Leggilo. Allora, la piena irrompe col disgelo tra invasi che ribollono sul letto devastato. Perché qua c'è il letto. Un gommone si abbatte tra le sponde che qualcuno ai piedi cerca di portare all'asciutto. Qualcuno a piedi? A piedi, sì, chiedo scusa. Un sacco di gente teme per l'empito che potrebbe riversarsi allagando la piazza. Il motivo è quello dell'innalzamento della temperatura. Stiamo parlando di un argomento che tutti conosciamo, la piena, un fiume in piena allagherà la piazza
per colpa dell'innalzamento della temperatura, del scioglimento delle nevi, insomma, un gommone, sono questi che portano il soccorso, quindi Sì. in realtà di qualcuno a piedi cerca di portare all'asciutto. In realtà parla di tutt'altra cosa e la cosa ha il nome che è 2, 5, 4 apostrofo. Allora 4, intanto qua il 5, del 5. o nel. Sì, del. Però il primo è l'articolo. Allora sarà il La piena, non è la piena del fiume, ma è una cosa, quella cosa della quale dobbiamo scoprire il nome, che è piena. Irrompe col disgelo, perché vuole porre rimedio al disgelo, cioè col disgelo vuole porre rimedio al gelo. Tra invasi che ribollono sul letto devastato. Del fiume. E no sul letto del fiume. La E febbre, qua- la Qua temperatura. parla proprio del letto di casa. Ah, quindi Un gommone, perché questa cosa è di gomma, si abbatte tra le sponde del letto, che qualcuno a piedi, la borsa dell'acqua calda. la borsa dell'acqua calda, cerca di portare all'asciutto, cerchi di portare all'asciutto senza che spanda sui piedi, un sacco. Un sacco. La borsa è un sacco. Teme per l'empito che potrebbe riversare contro la piazza del letto. Perché quello che c'è dentro, l'acqua calda, potrebbe riversarsi allagando la piazza del letto, bravo. Il motivo è quello dell'innalzamento della temperatura corporea. Della temperatura nostra, la borsa dell'acqua calda. La piena irrompe col disgelo perché rovina il gelo, no? Va contro il gelo, Sì. sul letto devastato. La borsa dell'acqua calda. Inquadratelo, tieni ancora questo sorriso, tieni ancora qualche momento, sei divertito, spero anche voi a casa. Va buon, e siamo già oltre. E vabbè, insomma, che vuoi che sia. Vabbè, ci siamo divertiti. Sì, grazie Giorgio Dendi. E ci vediamo domani. Ci vediamo domani, adesso io sono domani sempre non qua. posso. Pubblicità. Ti piace? Sì, questa sì, la piena. Allora. Eccoci, pronti per la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia, l'avete vista, di mamma mia, guarda. Isabel Russinova. Chiedo, mamma mia, e ogni tanto ero positivo fino a domenica, abbiate pazienza, ho ancora Vabbè, delle... sei perdonato. Allora grazie Isabel per essere tornata nei nostri studi per raccontare di parecchie cose che hai, come si dice piuttosto così anche volgarmente, ma insomma non mi viene, che hai in piedi in questo periodo. Da che cosa partiamo? Partiamo da D'Annunzio? Allora, che questo si riferisce ad Annunzio? No, questa è un'immagine, l'immagine proprio di apertura del Re muore di Ionesco. Sì. Allora partiamo da Ionesco allora. Possiamo partire sì da Ionesco, con molto piacere. È uno spettacolo che amo molto fare, siamo ormai in tournée da 2 anni. È l'ultima fatica di un grande maestro del teatro come Maurizio Scaparro, che ci ha lasciato, tra poco sarà un anno, l'anniversario di un anno da quando non c'è più, ma continua a vivere proprio anche attraverso questo Re muore, che ha allestito con grande amore, con grande passione, ed è un po' il suo testamento, questo spettacolo che racconta, poi sai, conosci diciamo, il pensiero di Ionesco, che è sempre sul filo dell'ironia, del paradosso, però con una capacità di raccontare e di scavare proprio nell'essere umano, no? Nei dilemmi che perseguitano l'essere umano. Uno tra i tanti è appunto il mistero della morte. Tra l'altro Ionesco è uno di quegli attori che, soprattutto per quanto riguarda la scena triestina, poco appaiono negli ultimi anni, no? Per tutta una serie di ragioni, perché insomma poi dopo sappiamo che nel mondo del teatro molto è dettato anche dal caso. Può essere che un autore, senza che vi sia una particolare, come dire, ostracismo nei suoi confronti, semplicemente non capitano le occasioni. Oddio, su Trieste
posso dirlo anche con un po' di polemica, ci sono parecchie occasioni che non capitano da parecchio tempo, ma questo... Va bene, ma può darsi che il Re muore è uno spettacolo insomma in tournée, quindi potrebbe anche essere che prima o poi capiti anche di portarlo qua. Di portarlo anche qui Tra l'altro qui anche possiamo vedere in queste immagini che stiamo vedendo, possiamo osservare anche come ci siano delle cifre stilistiche che contraddistinguono determinati registi, in questo caso indipendentemente dal testo che mettono in scena. E Scaparro è sempre stato un grande maestro anche di luci. Sì. I suoi spettacoli. La famosa luna di... Beh, anche in questo caso lui si è avvalso, diciamo, dei collaboratori storici. I costumi sono di Santuzza Calì, che insomma è un mostro sacro del teatro e del costume contemporaneo. Le musiche sono di Piovani. Quindi no, voglio dire, ha mantenuto proprio il compatto, diciamo, artistico che l'ha sempre accompagnato. E senti, tra l'altro tu dicevi una cosa, adesso mi incuriosisce molto, i costumi, no? Non mi ricordo quale attore, non mi ricordo se era un attore di teatro o un attore di cinema, ma diceva: io non mi sono sentito nel personaggio, non è un discorso di metodo, eccetera, però dice io ho dovuto indossare i costumi per capire meglio il personaggio. Allora, al di là di questa che potrebbe, sappiamo che voi attori ogni tanto vi piace dire delle cose, però qual è l'importanza del costume, sia esso un costume di scena per il teatro che per il cinema, proprio per il vostro lavoro, cioè sapere diciamo che quello... Sì. Ha sicuramente un ruolo molto importante il costume, ma sai, diciamo, veramente l'esito felice di un'opera, sia in teatro e soprattutto al cinema, ma naturalmente anche in teatro, è sicuramente la collaborazione e la sinergia. Sì. Esattamente, quindi sicuramente il costume ha una sua importanza basilare, perché tu entri nelle scelte diciamo del personaggio, no? Il personaggio, ognuno di noi ha il proprio stile è il risultato, diciamo, di chi siamo, ma anche di come ci sentiamo, di come vogliamo apparire all'esterno, quindi sicuramente il costume ha un'importanza basilare, come lo hanno le luci, perché insomma la luce può come dire, far apparire un volto felice o dargli comunque un segno di drammaticità. Beh, è un interprete in più in scena la luce a teatro. Assolutamente. In alcuni casi è evidente, come per esempio in Strehler era un altro che giocava con la luce, usava la luce come se dovesse utilizzare un altro interprete. Insomma. Assolutamente, ma infatti anche quando con Rodolfo Martinelli Carraresi, che è il mio compagno nella vita, ma spesso lavoriamo in scena insieme, la tensione che viene posta proprio durante l'allestimento a come si illumina la scena è sicuramente, e poi lui è proprio maniacale, anche lui ha questa proprio esigenza di raccontare appunto attraverso la luce, perché una scena può essere anche vuota o semivuota, ma poi è quello che insomma è un altro, infatti io se mai posso nelle recensioni magari, come dire, esprimo un concetto in meno, ma se una luce o un costume mi colpisce, o una scenografia, se mi colpiscono in qualche modo, vedo sempre di citare chi sta dietro a questo lavoro, perché è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Parliamo invece, così anche posso salutare, non so se ci sta guardando, ma comunque la mia professoressa di italiano delle superiori, la professoressa Caranfa, che se ha avuto il torto, ma questa è una storia un po' lunga,
come dire, di non farmi piacere il flauto magico, ma ripeto, è una storia che non c'entra niente, ha avuto il merito di farmi piacere D'Annunzio, perché in un periodo petroniano, quindi dove insomma, D'Annunzio era abbastanza così, diciamo, sconsigliato, per dire la verità, lei stette su D'Annunzio per 3 settimane, sia il D'Annunzio novellista, il D'Annunzio poeta, ma anche e soprattutto il D'Annunzio autore di teatro. E tu stai portando in scena un recital d'annunziano che era tra l'altro curato dal Sì. non mi ricordo, quello è il Vittoriale, no? Sì, sì. Il Vittoriale di Giordano Bruno Guerri, a Pescara tra l'altro. Sì, guarda, ho sempre avuto una grande curiosità su D'Annunzio, e come tu hai detto giustamente, D'Annunzio, diciamo, ha avuto una sorte abbastanza, come dire, contrastata, no? Perché ci sono stati anni in cui D'Annunzio veniva raccontato, e soprattutto, giustamente, come hai osservato tu a scuola, veniva trascurato. Cioè al limite facevi la pioggia Esatto. nel Pineto e basta. Esatto, che è meravigliosa poesia, però D'Annunzio non è per niente solo quello. È assolutamente, secondo me, davvero, quella parola genio si sposa molto bene con la personalità di D'Annunzio, secondo me. Ha veramente, come dire, ha espresso attraverso la sua personalità il massimo di quello che è un talento, un uomo di talento può dare in tutte le sue facce, appunto drammaturgo, poeta, anche nella sua coraggioso, mistificatore, bugiardo, insomma in tutte le sue forme, in tutti i suoi eccessi, sono sempre stati eccessi geniali. Sì, quindi sì. è assolutamente una personalità che va continuamente scoperta, come tutti i geni. Sono costruiti sono un comparto immerso, pieno di cassetti, immerso in un mare di cassetti, di strade, di È difficile mettiamola così, è difficile portare in scena le parole di D'Annunzio, oppure è Allora, molto meno difficile di quanto possa sembrare? Io ho cercato, sto studiando D'Annunzio da un bel po' di tempo, e sto cercando di studiarlo e di affrontarlo nella parte più oscura e anche, appunto, meno frequentata. Infatti questo recital che ho portato Queste immagini si riferiscono al Cairo. Queste sono state il recital, appunto, all'Istituto di Cultura del Cairo, all'interno di un festival dove comunque si è parlato di D'Annunzio, il cinema, la musica, l'uomo, i suoi amori, e naturalmente la poesia, la letteratura, il suo pensiero, ed è stato molto apprezzato. Come ti dicevo, poi l'ho portato anche al festival a Pescara, che insieme a Gardone raccontano, no, il percorso attraverso questo festival nell'anno dell'anniversario il mondo d'annunziano, e poi anche al festival Racalmuto di Sciascia, che quest'anno ha voluto omaggiare appunto D'Annunzio. Musiche di Tosti, ecco, qui c'è Sara Allegretta, soprano, che ha e Vincenzo Rana, il maestro al piano, hanno animato anche, diciamo, la musica che D'Annunzio ha poi scelto molte volte nelle sue rappresentazioni. Mascagni,
Tosti, insomma. E quindi ecco, D'Annunzio è assolutamente un uomo di grande, molto misterioso, di grande fascino, che ha ancora tanto da raccontare. Basterebbe appunto andare a raccontarlo, come dire, finendo con sta storia D'Annunzio, il fascismo e tutte queste cose qua che sappiamo benissimo poi essere. Il fascismo se n'è andato nel 1938. Quindi, sì, ma dire, è in posizioni anche piuttosto critiche nei confronti diciamo di quello che stava diventando appunto e il poi fascismo anche allora, quindi quello, scusate se ti interrompo, quello che forse dovrebbe essere analizzato da un punto di vista non più serio, ma più concreto, mettiamolo così, è anche il periodo la Costituzione che D'Annunzio dette a Fiume. È una delle Costituzioni più rivoluzionarie che si potevano pensare in quel periodo, quindi insomma bisognerebbe anche in quel caso, come dire, isolarlo rispetto a quello che poi divenne Fiume negli ultimi anni, negli ultimi periodi, eccetera. È un personaggio che deve essere assolutamente avvicinato in modo completamente diverso da come è stato fatto fino ad ora, insomma, quantomeno nel mainstream. Sì, assolutamente, va frequentato di più, va assolutamente frequentato, cioè proposto. Nelle tante vesti assolutamente inedite che ha ancora da raccontare. Tra l'altro io mi sono anche soffermata nello studio di uno dei personaggi che ho portato proprio da poco in scena, la Venturina, questo personaggio che è assolutamente un'immagine triestina bellissima, grande mecenate, una mecenate della musica, la Brunner Levi, che è stata amica, amante e nemica di D'Annunzio. E diciamo, nel periodo di D'Annunzio, eroe, coraggioso, militare, che ha combattuto e lottato per l'italianità, questo rapporto con la Brunner che era, diciamo appunto come ho detto, amica-nemica, assolutamente legata alla Trieste, diciamo avversaria, la Trieste austriaca, la Trieste che non aveva intenzioni di legarsi all'italianità, eppure appunto D'Annunzio è stato comunque molto attento e rispettoso e curioso anche di frequentare, di capire, di conoscere i suoi avversari. Con grande come dire, civiltà e intelligenza. Ecco, diciamo, sono aspetti molto importanti che dobbiamo anche noi no, come dire, andare oltre. Sì, assolutamente. Poi c'è un altro progetto che ti vede impegnata, e anche qui tocchiamo un testo che, voglio dire, è molto, come posso dire, è molto citato, per dire la verità, però forse è poco noto, perché Todo modo è il romanzo di Sciascia, il film di Elio Petri non è fra i più visti, per dire la verità, perché probabilmente c'è stato forse una questione anche di diritti che ne hanno per un certo periodo di tempo impedito la distribuzione, quantomeno adesso lo si vede in televisione, c'è il DVD, eccetera, però rimane uno di quei film poco noti, insomma poco visti con tutta la probabilità. Gian Maria Volonté, come si chiama, Marcello Mastroianni, eccetera, nel film. Mariangela Melato, tra l'altro, vero, poi c'è anche Ciccio Ingrassia, se non mi sbaglio. Voi che lavoro avete fatto sul testo? Siete partiti dal testo di Sciascia, desumo avete
dimenticato il film? Sì, anche perché Sciascia non ha amato moltissimo la versione. Possiamo anche dire che forse non è un film riuscitissimo. Diciamo è un film che ha, sì, non è tra i migliori film di Petri, Sì. autore che io amo Sì. tra l'altro tantissimo, ma diciamo è un film che ha raccontato Sciascia guardando anche quella che è l'epoca in cui appunto cui da Sciascia è stata tratta la sceneggiatura, e quindi l'ha un po' distorta, sì, diciamo, più piegata verso quello che era l'esigenza, diciamo, del tempo, di quel tempo. Ma allora il lavoro che è stato fatto, allora innanzitutto la parte drammaturgica della riduzione è stata curata anche da il regista, che è il nipote di Sciascia, okay, e che quindi ha accesso non soltanto ai suoi ricordi personali, quelli che lo vedono appunto accanto al nonno, e ha naturalmente accesso a tutto quello che di più certo, sì, si può avere e studiare su Sciascia. È stato un lavoro, diciamo, molto rispettoso sul lavoro diciamo, originale, che ha una modernità, come succede quasi sempre quando gli autori sono molto, come dire, profondi e onesti nella loro arte, riescono sempre ad offrire qualcosa che attraversa le mode. Che sarà sempre tempi. contemporaneo. È sempre contemporaneo. Sì. E Sciascia è uno Sì, di questi. assolutamente sì. Anche se insomma è stato uno scrittore politico, uno scrittore che ha raccontato, bacchettato e anche insomma ha preso il anche suo delle tempo posizioni in maniera molto, sì, molto dura, però ecco, riportandoli in scena si ritrovano grandi momenti di attualità, sembra davvero un testo scritto ora, per il momento che stiamo vivendo, sì, ora, con personaggi che raccontano i nostri giorni. C'è sempre da chiedersi anche, no? Io faccio questo discorso molto spesso quando vedo determinati film, se chi scriveva certi film o certi romanzi era preveggente, una sorta quasi di indovino, eccetera, oppure se questo paese per certi aspetti non cambia più probabilmente. Forse sono vere entrambe le cose. Che un po', questo vale un po' non soltanto per il nostro paese, penso che, sì, forse valga proprio per l'umanità. Sì, per certi perché aspetti infatti sì, i ricorsi della storia portano a rivedere, rileggere, riguardare generazione dopo generazione. Poi ovviamente le generazioni passano e le affrontano come se fossero nuove, ma in realtà non lo sono. Adesso mi è venuto in mente, mentre discutevamo, un film, tu ti ricorderai anche quando è uscito, Ginger e Fred di Federico Fellini. No? Quando uscì tutti quanti dicevano Federico Fellini è impazzito, la televisione che lui racconta non è la televisione che noi facciamo. Insomma, mi ricordo prese di posizione di Pippo Baudo, semplicemente Fellini 40 anni fa raccontava quello che la televisione sarebbe diventata, certo, in un periodo di tempo nemmeno troppo lungo, ed è un film che adesso lo vedi con una certa, come dire, è quasi un film dell'orrore, no? Perché certo, capivi che forse a volerli cogliere certi segnali di deterioramento c'erano già in quel periodo e che ci voleva probabilmente il genio per metterli in scena. Esattamente, ma sai, ci sono appunto, parlavamo di geni prima, no? Siamo passati ora a Fellini, che è assolutamente un altro genio, come lo è stato Pasolini. Quando anche riascolti le loro interviste, sì, le loro riflessioni, ti rendi conto che sono di una verità, di una modernità, e
come dire, non solo appunto uno si stupisce e dice ma tu ti rendi conto che quest'uomo ha raccontato 30 anni prima, 40 anni prima, 50 anni prima quello che poi appunto è avvenuto. In vari campi tra l'altro. Ma io credo che appunto è la capacità di osservare, di arrivare a toccare la consapevolezza. Ed è un esercizio che un po' dovremmo fare tutti questo. Soprattutto le nuove generazioni, questo è un tasto un po' dolente, le nuove generazioni dovrebbero accostarsi a determinati film, a determinati libri, eccetera, paradossalmente senza pregiudizio e starli ad ascoltare. Certo, il solito pensiero libero, lontano dalle propagande, cercando di essere appunto al di sopra. E non ascoltare quello che diciamo appunto o per propaganda o per altra ragione, o anche per ideologia o per ideologia, beh, che poi propaganda dire, ideologia un po' sì, vanno a braccetto più o meno. Vanno purtroppo a braccetto. Siamo già alla fine, io ringrazio Isabel Russinova, adesso mi sono scordato, ho fatto una figura anche di quelle, per essere stata con noi, è sempre un piacere. C'è una cosa però che voglio dire. Come no? Lo sai che sono tornata ad essere triestina? Quindi nel senso che sono proprio cittadina di Trieste. Perfetto, quindi ora sarai più... Non soltanto diciamo che lo sono sempre stata diciamo di cuore, di anima, d'affetto, ma adesso anche diciamo proprio cittadina. Quindi possiamo vederci anche più spesso allora. E quindi sarò anche più spesso qui. Allora, grazie davvero, bentornata allora possiamo dirlo. Noi, già le 7. Allora adesso noi finiamo questa puntata, ci vediamo domani come sempre alle ore 18. Grazie a tutti e buon proseguimento.